a Treviso sono una decina i casi sotto controllo, persone sottoposte all'intervento di cardiochirurgie che hanno manifestato i primi sintomi. È passato un mese da quando il Piave con la sua piena ha invaso le aree golenali allagando campi e case. 30 giorni dopo la rabbia dei residenti, siamo stati lasciati soli, dicono. Incidente sul lavoro ad Azzano Decimo in provincia di Pordenone, un giardiniere che lavora per una ditta trevigiana è precipitato da 10 metri, l'uomo è gravissimo in ospedale. Un cittadino afghano, dopo aver rubato nel supermercato, ha aggredito una guardia giurata cercando di sottrargli la pistola, bloccato dalla polizia, ha danneggiato anche l'auto degli agenti, è stato arrestato. Continuano le ricerche di Mauro Tomietto, il manager di nazionalità francese scomparso nel nulla da martedì scorso, ha lasciato la sua casa a Fara di Soligo e non vi è più fatto ritorno. Incontro questa mattina tra i sindaci della Marca interessati dalla A27, si dicono preoccupati per le ripercussioni che la pedemontana potrebbe avere sui loro territori e chiedono un incontro al ministro Toninelli. Raccontare sul campo alle giovani generazioni cosa è stata la grande guerra tra Piave e Grappa, il progetto degli alpini di paese rivolto agli studenti del comprensorio scolastico più grande del Veneto. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la questione del batterio killer. A Treviso sono una decina al momento i casi sotto controllo, persone che sono state sottoposte all'intervento di cardiochirurgie e che hanno manifestato i primi sintomi. Intanto all'ospedale Caffoncello è stato attivato l'ambulatorio, un ambulatorio ad hoc per seguire questi pazienti. A Cafoncello questi sono giorni difficili, così come in tutte le cardiochirurgie del Veneto. Sono decine e decine le chiamate che arrivano all'ULSS 2 Marca Trevigiana, anche dalle altre aziende sanitarie. Il batterio killer fa paura. I dati parlano di circa 10.000 pazienti operati nella nostra regione, potenzialmente interessati e che verranno contattati per valutare eventuali approfondimenti clinici. A Treviso, per il momento, sono sotto osservazione una decina di casi, persone che hanno manifestato i primi sintomi come la febbricola costante. Abbiamo aperto un ambulatorio, è partito il 26 di novembre e noi abbiamo dato una fascia oraria di 3 ore pomeridiane per ricevere telefonate dalle persone, riceviamo circa 30-40 telefonate al giorno, il dottor Scottoni e i suoi collaboratori sono loro che direttamente interagiscono con le persone, stiamo tranquillizzando molte persone, una decina di casi all'oggi li andremo a vedere e valutare. Quello che ormai è stato ribattezzato il batterio killer era presente in uno strumento di cardiochirurgia, un batterio che ha provocato 16 casi di infezione, di cui 14 in Veneto con 6 decessi. Oggi a Padova si è riunito il gruppo tecnico della Regione Veneto. Attendiamo le linee guida regionali, le indicazioni della Regione per poi casomai proseguire sulle indicazioni regionali e verificare a più ampio spettro le persone che in quel periodo hanno fatto un intervento. I pazienti riceveranno una scheda informativa contenente le informazioni sui sintomi e le indicazioni dei numeri di telefono da contattare per qualsiasi evenienza e per gli eventuali approfondimenti clinici necessari. Tanta ovviamente la preoccupazione per i pazienti. Sì, c'è tanta preoccupazione, devo ringraziare il dottor Scottoni e i suoi collaboratori perché stanno veramente dando, come dire, fiducia alle persone e mettono tranquillità alle persone, perché effettivamente noi speriamo che i casi siano veramente molto ridotti. Il gruppo tecnico inoltre ha spiegato anche che i macchinari presenti nelle cardiochirurgie di tutti gli ospedali veneti sono già stati messi in sicurezza e in alcuni casi sostituiti e che la Regione Veneto si sta tutelando nei confronti della ditta produttrice. È passato un mese esatto da quando il Piave con la sua piena ha invaso le aree golenali tra i comuni di San Biagio, Ponte di Piave e Breda, allagando campi e abitazioni. Oggi siamo tornati in quei luoghi e abbiamo raccolto la rabbia della gente che dice siamo stati abbandonati. C'è ancora tanto fango nei luoghi del Piave. Qui siamo al monumento ai ragazzi del 99, al Mulino della Sega, confine tra i comuni di Breda e San Biagio. E qui la gente sta continuando a spostare fango, a lavare e pulire mobili ed oggetti cari. Quasi tutti anziani, fanno quello che possono perché si sentono già dimenticati da tutti. Io mi aggammo un poco perché io sono fin qua, guardi. Basta che vado anche all'armadio e tutte le cose. Ho visto nessuno, sa cosa vuol dire nessuno? Senta però, perché continuate a stare qua voi? Perché mio papà è nato qua
Mijn nonno è nato qua. E voi è stato sul Mulino della Sega. E il Mulino della Sega, io ho papà, del 1900, mi vi 5 anni. E adesso che ne ho 84. Ecco. Due sorelle che a 75 e 84 anni non mollano perché hanno provato la vita di condominio per poi tornare di corsa sul Piave, accettandone le conseguenze, ma che dopo i giorni del clamore si aspettavano un po' più di attenzione. Così come per la vicina che a 94 anni dopo l'alluvione oggi vive ancora così. Neanche mi si è scomoda da dire di venire via, vi ho spenduto, vi ho fatto e tocca arrangiarsi. Non è venuto nessuno? Neanche io cani che avevo qua. Io no, sì. No, sì, qui è vederlo. Disperazione, dimmi. Neanche a legge permesse. Guarda, tutte le legni per l'aria, guarda. Là un disastro con i legni e tutto. Mi do per le legni bagnate. Fa fuoco. Neanche la farvela. E è quasi da sola adesso? Adesso sono in sola. Sola. Insomma, nessuno che si era fatto io. Sono io preparare per cosare, per lavare il bisogno perché è nato sotto acqua anche quei immondizie. Adesso preparare l'acqua per lavarlo. Più in giù, al Fagarè, l'immagine è ancora più desolante di chi non ce l'ha fatta e ha lasciato tutto, così per ricominciare da un'altra parte. Per le sentinelle del Piave c'è stato solo il sostegno dei figli e dei parenti, che stanno ricostruendo ciò che non è stato possibile salvare dal fango. A voi bastava avere una mano per ripulire? Era sufficiente avere una mano. Ci siamo riboccati le maniche, ci siamo arrangiati e grazie comunque ai turisti che sono venuti sull'Argine a criticarci. La cronaca: un uomo dipendente di una ditta di Cordignano è caduto da un'altezza di circa 10 metri mentre stava eseguendo dei lavori di potatura all'interno di una proprietà ad Azzano X in provincia di Pordenone. L'incidente sul lavoro è accaduto questa mattina intorno alle 11:30, le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime. Sul posto sono intervenuti l'elicottero della centrale operativa regionale e un'ambulanza dell'ospedale di Pordenone che hanno trasportato il ferito all'ospedale di Udine. La prognosi è strettamente riservata. Rapina ieri pomeriggio al Panorama di Treviso. Un cittadino afghano, dopo aver rubato al supermercato, ha aggredito prima una guardia giurata cercando di portargli via la pistola e poi gli agenti della questura intervenuti. È entrato nel supermercato ed ha iniziato a rubare diversa merce dagli scaffali nascondendola all'interno di uno zaino. Il colpo al Panorama di Treviso. Ad accorgersi del furto una dipendente che ha subito allertato la guardia giurata. Una volta raggiunto il 26enne straniero è stato bloccato e gli è stato intimato di estrarre dalla borsa quanto sottratto ed ovviamente non pagato. A quel punto l'afghano ha iniziato ad inveire contro l'uomo della sicurezza aggredendolo e tentando di sottrargli l'arma. Fortunatamente non ci è riuscito, quindi il 26enne è fuggito. Immediatamente è stata chiamata la questura che ha mandato sul posto una volante. I poliziotti lo hanno rintracciato poco distante dal supermercato e lo hanno fermato per un controllo. Subito lo straniero non solo si è rifiutato di fornire le proprie generalità, ma ha subito opposto una violenta resistenza, colpendo con calci e pugni gli agenti. Gli uomini della volante sono riusciti con non poca fatica a far salire nel mezzo lo straniero per portarlo in questura, ma non contento l'afghano ha continuato la sua condotta violenta tanto da arrivare a sfondare il vetro del veicolo e il montante della portiera. Portato in questura è stato identificato ed arrestato per i reati di rapina, resistenza pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e minaccia aggravata. 3 episodi di truffe online nelle ultime ore nella Marca. 3 truffe online e altrettanti trevigiani raggirati. Il primo caso ha visto come vittima un 32enne che ha acquistato in rete una polizza assicurativa RCA versando la somma di 350 euro sulla carta post-pay del venditore, un 44enne napoletano. Una volta ottenuto il denaro, però, quest'ultimo, che è stato denunciato dai carabinieri di Strana, si è reso irreperibile. Simile il modus operandi di un 28enne calabrese denunciato dai carabinieri di Riese. L'uomo, con precedenti per truffa, aveva messo in vendita online un iPhone. Un 20enne del posto lo aveva contattato interessato all'acquisto, ma anche in questo caso il presunto venditore, dopo aver ottenuto la cifra richiesta di 650 euro, è sparito nel nulla. Denunciata dai militari di Castelfranco anche una 30enne pugliese che, spacciandosi per una venditrice di elettrodomestici di una nota azienda tedesca, aveva proposto ad una 35enne di Resana un robot da cucina per 1150 euro. Una volta ottenuta la somma, però, la donna è scomparsa. Continuano le ricerche di Mauro Tomietto, il manager di nazionalità francese, scomparso da Fara di Soligo martedì scorso.
Uno schianto fra due furgoni ieri in serata a Cimadolmo, il grave incidente è avvenuto in via Stabiuzzo. Nello scontro frontale sono rimasti feriti un 20enne di Ormelle e un 64enne di Codognè. Il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove si trova ricoverato in condizioni... Scusate per il problema tecnico, adesso gli aggiornamenti sulle ricerche del manager Mauro Tomietto, scomparso da Fara di Soligo. Svanito nel nulla per il momento, senza alcun motivo. Non avrebbe lasciato nessuna lettera. Mauro Tomietto, 55 anni, manager della De Rosso Mobili. L'uomo è residente a Fara di Soligo assieme alla moglie e ai 2 figli. La mattina del 27 novembre è uscito di casa non facendo più rientro. In tarda serata i familiari preoccupati hanno subito lanciato l'allarme. Immediate le ricerche che per ora però non hanno dato alcun esito. L'auto del 55enne, una Citroen C5 di colore nero, è stata ritrovata abbandonata ieri mattina dai vigili del fuoco e dagli uomini delle forze dell'ordine nel comune di Nervesa della Battaglia. La vettura è stata rinvenuta in una stradina che porta verso il Greto del Piave. Per questo motivo i vigili del fuoco hanno iniziato a dragare anche il corso del fiume fino a tarda serata per riprendere questa mattina con le prime luci dell'alba. Ma del manager nessuna traccia. Tomietto aveva portato con sé il portafoglio con i documenti ed il cellulare, ma il telefonino risulta sempre spento. I soccorritori lo stanno cercando ovunque ed i carabinieri hanno subito attivato le procedure di ricerca diramando segnalazioni in tutta Italia. Cambiamo argomento, incontro questa mattina a Spresiano tra alcuni sindaci interessati dalla A27. I primi cittadini chiedono un incontro al ministro Toninelli. Siamo preoccupati, spiegano, per le ripercussioni che la pedemontana potrebbe avere sui nostri territori. Vorremmo proporre un incontro insieme agli altri sindaci, Silea, Casier, Preganziola e altri ancora, con Autostrade e col Ministero dei Trasporti, per poter capire se si può trovare una soluzione di utilizzo dell'autostrada. I sindaci di Preganziol, Casier, Maserata, Silea stamani si sono incontrati, ospiti del primo cittadino di Spresiano. Sul tavolo la questione A27 e le ripercussioni che l'apertura della pedemontana veneta potrebbe avere sui loro comuni. Questo ci preoccupa fortemente perché sicuramente soprattutto Maserata e Spresiano, parlo per questi 2 comuni che siamo vicini, le ricadute saranno pesanti. Da qui la decisione di chiedere un incontro ad Autostrade e al ministro Toninelli, innanzitutto per studiare i volumi di traffico e quindi per valutare insieme se si possa arrivare ad una liberalizzazione dell'A27, questo per ovviare all'impatto che la pedemontana potrebbe avere sulla rete viaria dei comuni interessati. E questo non mi crei ulteriori opere strutturali importanti sul territorio, quindi anche perché siamo anche legati al consumo di suolo e anche perché a questo punto si devono utilizzare le strutture e le arterie che abbiamo, ma va fatto uno studio anche del traffico allora. Nota dolente dell'incontro di questa mattina la presenza di solo 5 sindaci. La A27 tocca territori vasti e diversi e quindi bisogna unire le forze, che è l'unico modo per cui noi sindaci possiamo farci sentire. Parliamo ora di riforma delle banche di credito cooperativo con l'analisi del noto economista Giulio Sapelli. La riforma prevista per le banche di credito cooperativo con la loro conversione in un'unica banca a respiro nazionale continua ad essere al centro della discussione nel mondo economico, di cui il professor Sapelli è un importante storico conosciuto a livello nazionale ed internazionale. Editorialista ed autore di numerosi libri, Sapelli è un profondo conoscitore anche della cooperazione. Questa è la sua lettura di quelle che potrebbero essere le conseguenze della riforma delle BCC. Una perdita di identificazione con una banca che diffonde fiducia. Naturalmente quello che è più preoccupante, questo è il frutto della deflazione e dell'aumento della povertà, e il fatto che la società non sta più insieme perché non c'è fiducia reciproca. Un cambiamento della società che investe anche le realtà bancarie in Europa, ma non solo. Questo è frutto di una controrivoluzione ideologica, non ha nulla a che fare con l'economia, perché le piccole banche di credito rurale esistono in tutto il mondo. Ha fatto sì che soprattutto la Banca Centrale Europea e molte banche centrali europee si convincessero che il piccolo non è più sostenibile dal punto di vista bancario. Banche di credito cooperativo che potranno modificarsi, ma che secondo l'economista dovranno mantenere la loro identità. Molte sono convinto che riusciranno a resistere a questa crisi, non devono dividersi, devono continuare ad operare come banche cooperative, i gruppi dirigenti, i soci di queste banche non devono scoraggiarsi
e devono appunto incrementare il loro controllo sui dirigenti e continuare a richiedere un comportamento cooperativo. Incontro ieri pomeriggio tra le amministrazioni di Treviso, Casier e il commissario dell'ente Parco Sile sulla situazione degli sfalci e della sporcizia che scorre lungo il fiume, mentre a Silea la macchina che dovrebbe provvedere alla pulizia è ferma, da tempo inutilizzata. Di chi è la proprietà di quello scolmatore? È della regione. Allarga le braccia il sindaco di Casier. Miriam Giuriati sta combattendo da quando era consigliere comunale perché la macchina che pulisce il Sile alla centrale di Silea venga rimessa in funzione. Il perché non lo dice tanto lei quanto il commissario dell'ente parco del Sile, che con il sindaco Giuriati e il comune di Treviso ieri pomeriggio ha avuto un incontro decisamente molto franco sulla questione sfalci. Abbiamo avuto questo incontro con gli amministratori del comune di Treviso e di Casier per l'annoso ormai problema degli sfalci e del fatto che la gente butta il risultato dello sfalcio in fiume. Purtroppo, non funzionando lo scolmatore di Silea, quest'erba va a finire quasi tutta nel porticciolo di Casier, creando un problema serio. È vietato dalla legge rilasciare anche solo il taglio, lo sfalcio dell'erba, rilasciarlo nell'acqua è vietato dalla legge. Allora anche i comuni che lo fanno, e da anni lo stiamo portando come tema, viene poi rilasciato, lo sgrigliatore che c'è a Silea non funziona, ha funzionato un solo anno e poi si è interrotto, noi abbiamo le bocche che ci sversano continuamente isole intere di sfalcio dell'erba. Sindaco quindi con il dito puntato su privati e amministrazioni pubbliche rivierasche, perché la comunità di Casier è stanca di dover subire isole intere di rifiuti che attraccano ai porticcioli e poi dover pagare sempre per tutti per il loro allontanamento dalla riva, trasferendo peraltro il problema alla foce. Ecco perché il Parco Sile ha convocato il mese prossimo tutte le amministrazioni rivierasche con l'obiettivo di rimettere in moto lo scolmatore, che per inciso ha un preventivo di spesa da 40.000 euro solo per la messa in funzione e circa 190.000 euro l'anno per la gestione. Un incendio è scoppiato nelle prime ore del pomeriggio in via Baldrocco a Porcellengo di Paese. A fuoco 2 baracche dove venivano tenuti alcuni attrezzi da lavoro e materiale vario. Le fiamme si sono propagate in pochissimo tempo. Sul posto sono intervenuti subito 2 mezzi dei vigili del fuoco che hanno lavorato fino a sera per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Eccoci in diretta, presentati anche a Treviso come nel resto d'Italia il calendario storico e l'agenda storica 2019 dell'Arma dei Carabinieri. Il calendario per l'anno prossimo è incentrato sul tema dei siti UNESCO italiani in vista della ricorrenza dei 40 anni dall'inserimento del primo sito nel patrimonio mondiale dell'umanità e parallelamente dei 50 anni dall'avvento dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. L'agenda al 40° anno di pubblicazione è stata pensata sul tema i Carabinieri nella letteratura italiana. E adesso andiamo a Giavera, dove questa mattina si è tenuta una lezione davvero speciale. Gli alpini di Paese hanno infatti portato i ragazzi delle medie sui luoghi della Grande Guerra. A tu per tu con chi qui ha sacrificato la propria vita su un fronte che non era nemmeno della propria patria. È stata solo una delle tappe della giornata di scuola sulla Grande Guerra che i ragazzi delle medie di Paese hanno vissuto tra il Montello e il Piave. Il nostro progetto l'abbiamo chiamato Sentinelle della Memoria, cioè i giovani devono essere loro le sentinelle della memoria che portano avanti nel tempo i ricordi. Vivere per quanto possibile i luoghi e i segni per non dimenticare. Ecco perché questa non è stata solo una visita guidata o una lezione sul fronte, ma anche un contatto quasi diretto di questi ragazzi con la morte rappresentata da una lapide e da un papavero rosso. Un papavero rosso perché? Perché i papaveri, quando li si toglie dall'erba, muoiono subito ed è proprio come ha fatto questo soldato in guerra. Ma che senso ha fare una cerimonia del genere? Per me venire qua sul Montello è molto importante, perché volevo venire di persona qua a rivivere quello che hanno provato i soldati della Grande Guerra.
Nella guerra non ci sono né vinti né vincitori, ma ci sono solo morti e quindi credo che bisogna essere amici di tutti quanti, anche se sono morti. Cioè, mi dà molto dispiacere vedere tutta questa gente morta perché qualche persona voleva espandere i propri confini, i sovrani lo facevano solo per i propri interessi e non pensavano a tutte queste persone che sono morte. Un percorso per non dimenticare ciò che si potrebbe ripetere, ma anche per qualcuno è stata anche una scoperta familiare, tutta personale. Tu sei la pronipote di un ragazzo del 99, cosa ti hanno raccontato di lui i tuoi genitori, i tuoi parenti? Che è partito e è andato in guerra e non avevano molte notizie di lui e poi per fortuna è tornato. Che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. Parliamo ora di arte, andiamo a Mogliano dove sabato verrà inaugurato Mogart, uno spazio espositivo che grazie al generoso comodato a lungo termine di Giuseppe Alessandra metterà in mostra oltre 40 dipinti dal XV al XX secolo della sua prestigiosa collezione. Saranno esposti in una mostra allestita negli spazi Brolo, un percorso permanente tra lavori di Bergognone, Romanino, Pietro della Vecchia, Veronese e Tintoretto, fino ai ritratti di Telemaco Signorini o Emile Bernard e una natura morta del 46 del grande Arturo Martini, con le caratteristiche sperimentali tipiche anche in pittura del suo ultimo periodo. Vi ricordo l'appuntamento con 20 e 10, alluvione un mese dopo, ripercorreremo appunto quei giorni della devastazione causata dal maltempo nella nostra regione, in particolar modo sulle montagne bellunesi. Andremo in collegamento in diretta in uno dei paesi simbolo del maltempo, Rocca Pietore, con il sindaco Andrea De Bernardin. È tutto, adesso le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Tempo in genere asciutto sul nostro paese, ma con molte nubi. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata molto grigia. Il cielo infatti si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, ma senza piogge degne di nota associate. Dal pomeriggio non si escluderà invece qualche schiarita soleggiata in più sui settori costieri. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime comprese invece tra 3 e 6 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile. Sulla nostra regione infatti non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Più sole al mattino, cielo maggiormente coperto al pomeriggio. Temperature in ulteriore lieve calo, minime tra -2 e 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 4 e 7 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in genere asciutto e stabile anche sulla nostra regione, tuttavia il cielo risulterà molto nuvoloso o coperto sui settori meridionali, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata, ma senza piogge associate, più sole altrove. Temperature minime tra 0 e 2 gradi. Valori massimi compresi invece tra 9 e 10 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.